Federica Luisa della Tenuta Luisa in Doc Isonzo, località Corona. Questa è un'azienda molto strutturata, con sale di degustazioni, con spazi per eventi. Federica, come vi strutturate? Cosa fate nella vostra azienda? Sicuramente la fortuna nostra è di avere all'interno della famiglia dei componenti che per ruoli e per vocazione sanno collocarsi ed esprimersi al meglio. L'azienda è strutturata in questo modo: i due fratelli, Michele e Davide, operano davvero con l'obiettivo comune di uscire con un prodotto importante e di esprimerlo, e proprio per questo la struttura ricettiva dell'azienda è ben proprio strutturata e disposta. Oltre agli ambienti consoni e importanti per la lavorazione delle uve, c'è una sala di accoglienza che è mirata proprio ad accogliere l'ospite e il visitatore nel modo più giusto e comunicativo che ci sia. Ed ovviamente questo implica un lavoro, un sacrificio, perché comunque il lavoro quotidiano c'è e va seguito al meglio, però vediamo che la comunicazione, lo riscontriamo anche in questi giorni di fiera, è l'elemento determinante e che dà il valore aggiunto al prodotto. Senza di questo difficilmente si coglie e si conquista il cliente. Perfetto Federica. Chiaramente si parla delle nostre manifestazioni, cantine aperte, San Martino in cantina, però voi con questa gestione familiare si può dire che siete sempre aperti, cioè... Sì. Crediamo molto nell'essere aperti, proprio perché nell'ospitalità, come dici tu, perché è una componente che per i friulani, è tenuta nascosta. Vista dal di fuori, il Friuli è una regione chiusa, sembra che la gente sia poco comunicativa, però dà più risalto, dà più aspetto a quello che è il prodotto, la qualità intrinseca del vino, e quando ha il visitatore davanti a sé vuole comunicarlo. Cioè siamo come il nostro vino. Esatto. Quando... Siamo chiusi per assurdo, però nel momento giusto diamo il giusto significato all'espressione, no? Perfetto, ultima battuta. Iniziativa cantine aperte, avete già qualche idea? Ci stiamo pensando, perché ovviamente è un'edizione importante, ma negli anni poi si vuole anche migliorare e proporre con delle cose nuove, quindi sposare qualche cosa che si avvicini al mondo del vino, che se vogliamo il vino è proprio un'arte, quindi l'arte letteraria piuttosto che con della musica, creando dei momenti non di confusione ma di tranquillità, come è giusto che sia, ecco.